Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati, 7 in punto. Questa mattina parliamo sempre di argomenti che inevitabilmente ruotano attorno al momento storico che stiamo vivendo, un momento dal quale ancora si fatica a vedere la fine. Questa mattina però parliamo di un aspetto importante, un aspetto fondamentale che per carità non caratterizza solo questo momento, ma è un percorso avviato ormai da uno spazio temporale piuttosto importante. Parliamo di formazione, questa grande parola che poi risuona anche in tanti discorsi da parte della classe politica, non si sa poi con quale applicabilità, perché tante volte insomma, il discorso formazione è un motivo per riempirsi la bocca. In questo caso invece trattiamo l'argomento formazione nel senso più autentico, concreto della parola, pragmatico, perché ne parliamo con una persona che ha fatto della formazione la sua quotidianità, il suo pane quotidiano, visto che si occupa ed è il responsabile di una realtà come Forema, che è proprio il centro di formazione di Assindustria Veneto Centro, che è questa realtà nata dalla fusione delle due associazioni di industriali, Padova e Treviso. Ma lasciamo la parola al nostro gentile ospite, che ringraziamo di essere con noi. Si tratta di Matteo Sinigaglia, che è il direttore generale di Forema Assindustria Veneto Centro. Buona mattinata a lei, dottor Sinigaglia. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie di essere con noi. Noi abbiamo titolato genericamente questa puntata, ma anche insomma, con una specifica finalità, guardare oltre l'emergenza, perché parlare di formazione significa anche, diciamo, vivere la quotidianità nella sua drammaticità, ma guardare anche a quello che sarà, si spera, la nostra società post-Covid. Beh, evidentemente oggi come oggi ci ritroviamo di fronte ad un mercato del lavoro che cambia, le imprese, lo sappiamo, devono individuare nuovi mercati. Il tema estero per certi versi, almeno nel 2020, si è un po' arrestato, quindi sono nate tutta una serie di criticità, ma da questo punto di vista emerge la necessità di far fronte a una serie di nuove competenze e quindi da qui la formazione diventa elemento fondamentale su cui insistere per poter, diciamo così, guardare con un buon auspicio al futuro che avanza. Dal suo punto di vista, diciamo dall'osservatorio privilegiato che voi rappresentate come Forema, qual è la sensazione, la percezione? Cioè una luce in fondo al tunnel si vede? Sappiamo che è difficile rispondere a questa domanda perché siamo anche un po' legati alle contingenze che viviamo, parliamo di vaccini, parliamo di incidenza del virus, parliamo di stagionalità. Ci sono forse troppi aspetti per cui anche voi che vi occupate di formazione, che siete abituati anche a guardare in prospettiva, crediamo che abbiate qualche difficoltà. Ma su questo sì, diciamo che lascia ancora perplessi, diciamo così, quantomeno i corsisti, il fatto di richiudersi all'interno di un'aula fisica, comunque diciamo con questa contingenza di colori che viviamo tutti i giorni di fatto, per cui da questo punto di vista stiamo andando ancora avanti con la formazione a distanza. Le scuole, lo sappiamo, sono rientrate da circa una settimana, 10 giorni. Noi nell'ambito della formazione professionale, noi ci occupiamo di questo, siamo ancora, diciamo così, con una serie di laboratori fatti a distanza. Stiamo cominciando con le prime attività in aula. Nel nostro centro di formazione ospitiamo 2 ITS, quindi 2 percorsi di istituti tecnici superiori, diciamo quei percorsi biennali che vengono svolti solitamente dopo le superiori, sì. Tanto per intenderci, quindi parliamo di comunque ragazzi grandi già formati da questo punto di vista, ma dall'altra parte tutta la formazione che ha a che fare invece con lavoratori occupati o in stato di disoccupazione, quindi in cerca di un reskilling e quindi di, diciamo così, di sviluppare nuove competenze, ecco, con loro siamo invece ancora con una formazione a distanza. Le potremmo fare l'osservazione che lavorare in Veneto, al nord-est, pur con tutte le conseguenze che questa emergenza sanitaria ha comportato, è un fattore estremamente favorevole, cioè siamo in una terra, Padova per esempio, chi ne parla lo ha scoperto soltanto pochi giorni fa, è una delle patrie delle start-up in Italia, per cui insomma abbiamo già una realtà da quel punto di vista che è un trampolino ideale di lancio dal punto di vista imprenditoriale, industriale e produttivo più in generale. Assolutamente. Beh, Padova consta di circa 600 start-up innovative. Innovative nel senso che si occupano di software, di informatica, di robotica,
di web marketing, piuttosto che tutti i servizi correlati a quelle che sono le tecnologie abilitanti della tanto conclamata Industria 4.0, per cui tutte quelle tecnologie, diciamo così, che dovrebbero in un certo qual modo migliorare l'efficienza produttiva, migliorare la penetrazione sul mercato, migliorare quella che è tutta la attività di customer e quindi come seguire il cliente, sì, diciamo da un punto di vista insomma così più in linea, più specifico anche su quelle che sono le reali necessità. Tutte queste attività si fanno spesso e volentieri analizzando, gestendo, mappando quelli che sono considerati i big data, quindi grandi mole di informazioni, di dati che arrivano evidentemente nei server e quindi diciamo così negli ambiti, nei gestionali delle aziende, e da qui nasce evidentemente la necessità di saper intercettare, di saper muoversi all'interno di questo mare immenso, perché qui parliamo evidentemente di milioni di dati, di saper gestire, riuscire a recuperare quelli utili, interessanti per l'azienda e avere un po' la capacità critica di scartare dall'altra parte magari quelli che risultano essere ridondanti. Ecco, da questo punto di vista diciamo che c'è un grosso lavoro in questo momento, soprattutto su quest'ottica. Il territorio di Padova ad oggi è, diciamo così, vista anche la presenza dell'università, ma non dimentichiamola anche di un competence center come SMACT, che raccoglie di fatto tutte le 9 università del nord-est, più una serie di aziende tecnologicamente all'avanguardia, ma anche centri di ricerca o quant'altro. Ecco, diciamo che questa è una terra fertile, è un crogiolo, diciamo così, per poter mettere insieme tutta questa serie di competenze e dar vita a tutte quelle che sono le nuove professionalità che il mercato oggi, più che richiede, direi oramai impone. Sì, impone, ha usato il verbo giusto, era proprio la domanda che volevamo farle in questo senso, ma da quello che lei ci dice, anche una realtà come SMACT è un po' la testimonianza di quello che tanto tempo fa si diceva, cioè riuscire a fare sistema. Diciamo che il territorio da quel punto di vista finalmente ha raggiunto uno scopo significativo. Ma in un periodo di crisi è necessario serrare le fila, evidentemente. Ci si guarda magari meno l'ombelico e diciamo così insomma, ci si rimbocca le maniche e si lavora con i vicini di casa e non solo. Questo che cosa significa? Significa, io lo vedo dal nostro piccolo osservatorio, ma insomma è un osservatorio importante perché Forema, lo diceva lei all'inizio, in quanto società di formazione e consulenza di Assindustria Veneto Centro, ha la visibilità su 3.300 aziende associate della manifattura del nostro territorio e all'interno diciamo, ci sono evidentemente le aziende più grandi, più rappresentative che fanno export, che evidentemente innovano, che hanno la capacità di sviluppare nuovi servizi, nuovi prodotti. Ecco, da questo punto di vista il forte lavoro che c'è stato soprattutto direi nella seconda parte del 2020, è stato quello di mettere in fila tutte le competenze che il nostro territorio riesce evidentemente a sviluppare, dalla scuola all'università, ai centri di ricerca, alle associazioni di categoria, fin tanto insomma alle aziende evidentemente che si sentono anche più rappresentative. Non va dimenticato che molte aziende, molte grandi aziende a loro volta danno poi una serie di attività in outsourcing e quindi evidentemente alimentano un territorio costellato di piccole e medie imprese, per cui è fondamentale che anche la grande azienda del nostro territorio riesca a produrre, riesca ad imporsi sui mercati, riesca ad essere tecnologicamente all'avanguardia, perché diciamo è un faro illuminante per tutta una serie di altre aziende che poi evidentemente vengono a ruota del ciclo produttivo. Lei ha giustamente sottolineato nella sua analisi la seconda metà del 2020, perché se adesso andiamo con la memoria alla prima metà del 2020 c'è veramente da rabbrividire questi mesi in cui ci siamo trovati in una situazione improvvisamente come un cataclisma che ci ha travolto e di fronte al quale non si sapeva assolutamente come reagire dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della nostra quotidianità. Anche noi come persone, come esseri umani siamo stati messi duramente alla prova, per cui anche crediamo da un punto di vista della formazione per voi siano stati momenti molto difficili. Beh, sono stati, dobbiamo dirlo, mesi sicuramente difficili. Eravamo in un periodo di lockdown, tutto chiuso, ancora di più voglio dire i percorsi di formazione, soprattutto lo ricordo, insomma noi non svolgiamo formazione
dell'obbligo scolastico, ma insomma evidentemente no, andare a parlare di nuove competenze dove non si sapeva ancora la mappa di queste nuove competenze era estremamente difficile. Da giugno siamo ripartiti evidentemente contingentando le attività rispetto alle emergenze che poi i vari DPCM diciamo così, hanno susseguito, no, durante i vari mesi. Insomma, evidentemente il periodo estivo è stato un buon momento anche di rilancio. La cosa interessante, al di là diciamo così, delle attività che si possono più o meno fare in azienda e anche in aula da questo punto di vista, devo dire è che è emerso un nuovo spirito critico da parte delle persone, da parte di manager, da parte del personale impiegatizio, produttivo e quant'altro. Che cosa intendo con un nuovo spirito critico? Beh, è nata, diciamo così, la voglia di rimettersi in gioco e quindi noi abbiamo assistito, soprattutto da settembre, diciamo, in avanti, a una richiesta importante di tutta una serie di nuove attività, di nuovi corsi, di nuove competenze, cioè c'è stata la voglia, a nostro avviso, di reagire. Tant'è che abbiamo appena condotto una survey sulle aziende, quindi un'indagine, diciamo, sulle aziende del territorio, e devo dire che negli ultimi mesi, insomma, quindi nel periodo autunnale, un periodo insomma, dove evidentemente non siamo ancora usciti, no, dalla crisi, devo dire che in quel periodo però c'è stata una bella impennata di tutto un set di nuove competenze che le persone richiedono per poter fare bene il loro lavoro all'interno delle imprese. È incredibile perché anche per voi si è spalancato un mondo. Sì, si è spalancato un mondo, abbiamo cercato evidentemente di mescolare il mazzo, mettiamola così, e quindi da un certo punto di vista siamo andati a lavorare con persone evidentemente occupate, che già avevano diciamo così, le problematiche all'interno della loro azienda, e siamo andati a lavorare su un set di competenze nuove, devo dire molto legate soprattutto al tema dello smart working, come vado a gestire un gruppo di lavoro magari a distanza, come possiamo tenere una riunione con successo, diciamo così, no? Con gruppi da remoto. Devo dire anche qual è un po' se vogliamo un po' l'etichetta da tenere durante, no, una videoconferenza, durante un webinar, quando posso intervenire, quando no. Devo sempre tenere accesa la telecamera, posso spegnerla, posso fare i fatti miei o meno. Ecco, queste sono cose che sembrano banali, ma in realtà poi quello che abbiamo osservato è che quando si incontravano aziende verso altre aziende c'erano modalità di comportamento diversi, e diciamo che se ci si occupa, no, di un'attività in un rapporto di fornitore-cliente, diciamo che questo non è propriamente agevole, e quindi evidentemente bisogna individuare anche la corretta etichetta da mantenere, insomma, per i vari gruppi di lavoro. Per chi invece non ha lavorato, diciamo quantomeno non era in una fase, insomma, in uno stato di occupazione, ecco, lì abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, nel senso che abbiamo cercato di portare i ragazzi non tanto in aula, ma abbiamo cercato di al di là dei percorsi e quindi di una trasmissione, di un'acquisizione di competenze e anche di conoscenze, abbiamo cercato di farli lavorare con esempi concreti. Perché questo? Perché evidentemente oggi come oggi si sono bloccati i tirocini, si sono bloccate tutte le attività di stage, oggi stanno ripartendo, bisogna dire la verità, insomma i mesi autunnali sono stati difficili da questo punto di vista. E qui sottolineo ad esempio un progetto che abbiamo appena concluso con la provincia di Padova. Qui l'attività è stata un po' questa: abbiamo raccolto una dozzina di ragazzi, anziché fargli il classico percorso di social media, di marketing, di web marketing, attività legate al digitale, ecco lì abbiamo ricreato un'attività di fornitore cliente. A che cosa mi riferisco? La provincia, tramite un progetto particolare che si chiama Musnet, finanziato dalla Regione del Veneto, puntava, diciamo così, a rivitalizzare i poli museali, i piccoli musei di territorio della provincia del Padovano. Considerate che ci sono circa un centinaio di musei di questo tipo. Parliamo del Museo del Bacchiglione, del Museo di Villa Beatrice d'Este. Solo nella provincia di Padova? Solo nella provincia di Padova. I ragazzi, diciamo così, si sono confrontati con la provincia, in questo caso la provincia era un vero e proprio cliente,
e quindi non solo, diciamo così, hanno frequentato un percorso a distanza, in e-learning di circa un mese e mezzo sull'acquisire le competenze in che cosa significhi svolgere il ruolo di social media manager. Poi li abbiamo portati al tavolo con la provincia, gli hanno fatto un'analisi dei fabbisogni e quindi di fatto, diciamo, era la committenza, sì. E loro si sono ritrovati in vari gruppi di lavoro. Questo ha permesso anche di ricreare un po' sì. Quello spirito d'aula di cui i ragazzi, insomma, devo dire, no, hanno molto bisogno, soprattutto in questi mesi. Hanno lavorato veramente a 6 a 8 mani, no, distinguendosi in vari gruppi sui vari progetti e alla fine hanno presentato alla provincia e quindi, diciamo, alla committenza un vero e proprio piano editoriale. Sì. Inutile dire che, insomma, la provincia è stata veramente, insomma, stupita, tant'è che sono stati poi insigniti, diciamo così, del titolo di social media manager direttamente da Fabio Bui, che poi è il presidente, certo, insomma, della provincia di Padova. Ma al di là di questo, diciamo che così, emulando questa esperienza, abbiamo cercato poi di intercettare non solo enti pubblici, ma anche aziende private della metalmeccanica piuttosto che della chimica, sì, che a loro modo potessero evidentemente ingaggiare un gruppo di ragazzi dandogli evidentemente quello che viene definito in gergo tecnico un project work, certo, quindi un progetto vero su cui realizzare, nella quale dire: bene, oltre alla tua acquisizione di competenze devi evidentemente venirmelo a presentare, devi convincermelo, devi vendermelo in un certo qual modo e quindi evidentemente poi farlo anche decollare. Un modello didattico anche da prendere come esempio. Noi purtroppo abbiamo una scuola, un sistema scolastico che è sempre un pochino inquadrato in determinati percorsi, magari cogliere le opportunità che vengono offerte da queste realtà. Vabbè, ma voi comunque lavorate molto bene con tutte quelle che sono le istituzioni preposte alla formazione, parliamo di università, parliamo di istituti superiori, lei stesso ci citava gli ITS, no? Gli ITS assolutamente, noi diciamo siamo dentro alle scuole, soprattutto alle scuole superiori, facciamo tanti percorsi di orientamento, sia direttamente come fore, ma sia attraverso l'associazione industriali, per cui spesso e volentieri coinvolgiamo anche i genitori degli studenti, che sono evidentemente tassello fondamentale, certo, poi per le buone decisioni, insomma, per i figli. Ma da questo punto di vista sappiamo bene che, nonostante la buona volontà dei presidi, dei dirigenti scolastici piuttosto che dei professori, sì, spesso esistono dei programmi ministeriali che ti bloccano in quella che è poi una normale operatività. Per cui tutta la nostra azione negli ultimi mesi, soprattutto vista anche un po' lo stato di distanza, insomma, no, è un po' più difficile ricreare anche sì, delle relazioni sociali. Ecco, da questo punto di vista cerchiamo invece di entrare molto nell'operativo. Della serie, a scuola impari, diciamo così, un po' la tattica, la tecnica, da noi vieni a mettere, no, a terra, vieni a mettere in opera quelle che sono poi queste logiche. Ecco, questo lo stiamo facendo su vari fronti, soprattutto su tutte quelle nuove professioni più legate appunto a quello che è lo sviluppo delle nuove tecnologie e quindi evidentemente all'ambito dell'informatica, ecco, mettiamola così. Sì, per usare una metafora brutale potremmo dire che nella scuola sei imbalsamato, riesci a toglierti le bende in un progetto come quello di cui lei ha parlato. Sì, ma si scoprono anche molti talenti, perché sì, poi questo aiuta anche a lavorare sul public speaking, perché insomma, i ragazzi poi, nel caso che ho raccontato prima, dovevano evidentemente spiegare al Presidente della provincia, sì, quello appunto, che sarebbe stato il piano editoriale di questi piccoli musei. Ci siamo poi concentrati su 4-5 musei, insomma, tanto per non disperdere poi le forze, ma lo stesso equivale a quando un gruppo di ragazzi magari deve presentare la soluzione a un direttore industriale piuttosto che a un imprenditore. Quindi si vanno ad esercitare anche tutta quella serie di soft skills, cioè di competenze trasversali, che evidentemente sono un fattore determinante oggi per poter, diciamo così, entrare con successo nel mondo del lavoro, quindi riuscire a presentare un progetto, lavorare in gruppo, riuscire ad avere anche quella capacità, se vogliamo, di intercettare un fabbisogno latente, quindi no, metti in pratica tutte quelle attività di problem solving, di analisi critica, diciamo, delle situazioni. Ecco, devo dire che da questo punto di vista
i ragazzi sono stati un risultato eccellente, perché insomma, su queste cose si sono esaltati. Sì, appunto, c'è anche lo stimolo di un'esperienza che appunto si affranchi un po' dall'imbalsamatura del programma scolastico, che poi l'aspetto dello smart working è incredibile, perché nella vostra attività valorizza un aspetto importante. A scuola purtroppo ha sottolineato ulteriormente certe carenze proprio a livello anche didattico-formativo. Insomma, quello è un altro discorso. Adesso l'importante è aver ricominciato, no? Per cui insomma, anche dal vostro punto di vista il fatto che siano ricominciate le scuole, pensiamo gli istituti superiori, ci riferiamo sempre di secondo grado, sia fondamentale, anche proprio per quella catena virtuosa a cui voi appartenete come Forema, no? Assolutamente. Beh, diciamo il fatto che poi alla mattina già si comincia a vedere, no, un po' di traffico, sì, per una volta tanto, insomma, so che poi chi ha un occhio attento all'ambiente sì, criticherà questa espressione, ma io lo definisco un traffico sano. sì. Cioè è evidentemente un segnale di vivacità, di ripresa, perché evidentemente non c'è solo un sistema produttivo, c'è un sistema scolastico, c'è un sistema sociale che deve necessariamente rimettersi in moto. Il 2020, lo sappiamo, è stato stressato soprattutto dal punto di vista sanitario, lo è ancora perché non siamo ancora usciti dall'emergenza, ma insomma dobbiamo avere quella capacità di guardare avanti e dobbiamo sapere tra l'altro che arriveranno delle risorse ingenti, come sistema industriale lo stiamo tenendo bene d'occhio, insomma, perché quello che in Italia è conosciuto come Recovery Fund, che sa di un qualcosa, no? Oddio, è un fondo che arriva per arrivare, no, a rattoppare qualche buco. Beh, insomma, in Europa è conosciuto come Next Generation EU, per cui no, è totalmente diverso, cioè si guarda evidentemente al futuro delle nuove generazioni, e quello che dovranno fare il nuovo governo, o comunque insomma tutte le funzioni preposte, sarà proprio questo, quello di dare un supporto a questi giovani, anche dal punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista di una nuova occupazione, di nuove capacità. Dovremo evidentemente agganciare quella locomotiva europea che per certi punti di vista non si è mai fermata, insomma sta andando avanti. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a non mollare su questo. Sì, anche perché perdere questa opportunità, insomma, sarebbe un po' clamoroso. Dottor Sinigaglia, vogliamo in questa parte conclusiva della nostra conversazione tornare allo SMACT Competence Center. Anzitutto ci spieghi SMACT che acronimo è? Allora, lo SMACT Competence Center di fatto fa parte innanzitutto cosa sono questi Competence Center? Sono dei centri di competenza. Di competenza, sì. Centri di competenza su Industria 4.0. Sì. Pertanto, diciamo, sono una sorta di, non dico di showroom, ma devo dire è un crogiolo vero e proprio della capacità innovativa che le nostre università, i nostri centri di ricerca, ma anche le nostre aziende sanno esprimere. Sì. Ce ne sono vari, diciamo così, su tutto il territorio nazionale. Quello più rappresentativo del nostro territorio, insomma il vero centro di competenza del Nord-Est è lo SMACT. Lo SMACT, che è distribuito tra l'altro a una pianta su Padova, diciamo proprio nei padiglioni fieristici, con una verticalizzazione sulle tecnologie basate in ambito di agri-food, poi c'è anche, diciamo così, un dipartimento a Trento in ambito di meccatronica e in ambito di digital twin invece siamo su in Friuli, quindi tutta quella capacità di virtualizzare, di digitalizzare, diciamo così, dei sistemi. Ecco, quindi senza andarli a ricreare con mano, diciamo così, c'è la possibilità di vederli in modo virtuale. Ecco perché noi siamo entrati in contatto con SMACT. Anche lì si diceva prima smart working piuttosto che innovazioni tecnologiche. Beh, lo sappiamo, molte aziende oggi rinnovano i propri processi introducendo evidentemente delle tecnologie. Queste tecnologie, l'abbiamo detto prima, usano grandi quantitativi di dati. Internet evidentemente diventa fondamentale, è il sistema portante, diciamo così, delle aziende, ormai non solo produttive ma anche di servizi, delle scuole o quant'altro. Spesso si usa il termine cloud,
Quindi sono tutti quei sistemi che non abbiamo nemmeno più all'interno della nostra azienda, ma sono evidentemente portati all'esterno, all'interno insomma, di queste bande, se vogliamo, che vanno a gestire questi grandi quantitativi di dati. Beh, tornando a noi, dicevo perché siamo entrati in contatto con SMACT, perché evidentemente le aziende oggi sono minate, ma non solo le aziende, devo dire anche insomma, il privato cittadino, il singolo cittadino, io stesso, voglio dire, ricevo costantemente delle minacce. Su che cosa siamo minati? Su quello che è l'ambito della nostra cyber security, cioè della sicurezza con cui utilizziamo internet, non solo con il PC domestico, ma evidentemente anche con il nostro smartphone, con tutte quelle operazioni. È vero che è molto comodo fare la spesa, no, su le note, diciamo così, catene distributive, no? Certo. Ormai. Ormai insomma l'e-commerce, voglio dire, la fa da padrona. È vero che facciamo le operazioni di banca dal telefonino, dallo smartphone e quant'altro, ma evidentemente dall'altra parte è necessario mantenere un comportamento corretto. Ecco, tutto l'ambito dello smart working ha indebolito molto le nostre imprese, le imprese del nostro territorio. Ci sono insomma casi molto eclatanti che sono arrivati anche alla stampa, diciamo così, fermando aziende manufatturiere quotate in borsa anche per diverse decine di giorni, e quindi evidentemente questo è un danno molto importante. L'attività che noi abbiamo fatto con SMACT è stato quello di riqualificare una serie di persone, di operatori che già lavoravano nel settore IT, quindi diciamo dell'information technology, dell'informatica, del trasferimento tecnologico, e li stiamo riqualificando facendoli diventare degli hacker buoni. Gli hacker sono insomma, quelli che cercano di intrufolarsi, insomma, sono dei guardiani alla quale cerchiamo evidentemente di conferire tutte quelle competenze, quel know-how per poter, diciamo così, proteggere le imprese e proteggere, diciamo così, anche i privati cittadini. Ecco, l'attività importante che stiamo cercando di dar vita con SMACT è quello di creare su Padova un polo nazionale per la formazione appunto di questi profili di cyber security manager, non solo di persone, siamo partiti con persone che già masticano evidentemente queste attività, ma abbiamo a brevissimo, a maggio, in partenza tutta una serie di percorsi, ad esempio per giovani, per neodiplomati, per neolaureati o per chi insomma voglia cercare di avere anche una nuova professione. Cioè Padova ancora una volta apripista in questo senso? Padova sarà apripista e da questo punto di vista insomma potremo godere diciamo così veramente a un tiro di schioppo di un centro di formazione all'avanguardia e anche diciamo così insomma su tutto il territorio nazionale, perché stiamo cercando di importare sul territorio locale delle competenze che insomma sono nate, si sono sviluppate nella mitica Silicon Valley, insomma, per cui nella valle californiana, no, ipertecnologizzata, dove c'è Google, dove ci sono tutti i grandi player digitali. Ecco, lì si sono formati lì e stiamo portando appunto il personale docente a Padova per dar vita, diciamo, a questo centro esperienziale di formazione. Per cui un rientro di cervelli, insomma, per usare un'espressione abusata, visto che c'è stata finora soprattutto una fuga di cervelli. L'ascoltavamo con estremo interesse perché appunto ci sarebbero tanti aspetti da analizzare. Comunque maggio è una scadenza sicura, no, per questo progetto e quindi... Assolutamente sì, le dirò di più, il 29 di gennaio scorso è già partito il primo corso appunto per questi lavoratori occupati, tra la fine di aprile e i primi di maggio partiranno anche tutta questa serie di percorsi per personale in cerca di occupazione, per studenti e quant'altro. Potremmo salutarci con una brutta espressione: alla faccia del Covid si continua a lavorare proprio per una prospettiva che guardi oltre proprio quella che è l'emergenza. Grazie a Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fonema Assindustria Veneto Centro, e buon lavoro a lei e a chi lavora con lei. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie al nostro ospite e a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui e vi rimanda ai prossimi appuntamenti dedicati agli approfondimenti di temi vari. Buona giornata e arrivederci.